Buonasera. Arisa! No, Francesca Marini! Francesca Marini! Francesca Marini! Andate là, ma scusa, No, quella è l'età, vabbè, capito? noi siamo onorati. Da un bel po' che non c'è Alan. Alan, carissimo, carissimo Alan. Ma allora, scusa. Va bene, Francesca, ho detto scherzando così, Lo però so, dai. non lui ho deve detto fare poi Vieni avanti. vieni Sì, avanti, vengo avanti, ma La che grande bello. voce di Francesca Marini. Ma che Francesca, bello. che piacere di trovarti finalmente su un palco in un teatro, no? Guarda, sì, è vero, perché mi mancava proprio l'odore. Infatti appena sono entrata in teatro ho sentito l'odore. Dopo qua mantengono pulito, devo dire. No, poi- sì. Perché non è che il No, direttore l'odore è Scarano... meraviglioso. Quindi Ci tiene. Francesco Scarano è un grande, veramente. Ma il teatro ho sempre avuto un'ottima accoglienza qui e anche stasera non è stata da meno. E poi è bellissimo essere con voi, con Di questo dove sei? Tu gruppo. di dove sei? Io sono di Milano Centro. Miano. Milano. Ah, Milano, sì. Si sente dalla mia. Scusa, l'Edith Momò, Sì, la Edith Momò. l'Edith di Napoli. Lei, sì, no, sono- Allora, lei fa uno spettacolo, signori, io mi sono innamorato del suo spettacolo dedicato a Edith Piaf, perché veramente, tra l'altro, a un certo punto lei veramente le somiglia, veramente le somiglia. No, beh, è uno spettacolo meraviglioso, Verso il mito, scritto da Gianmarco Cesari, Antonio Mocciola e Gaetano Liguori, con la regia di Gaetano Liguori, la consulenza musicale di Roberto Criscolo, in scena sono con Massimo Masiello ed Che è abbiamo avuto ospite che è qui. uno Salutiamo pure spettacolo Gaetano. che Gaetano salutiamo, Liguori, che come no, Gaetano certo. ha avuto, è stato intelligentissimo perché con la sua maestria mi ha diretta in maniera eccellente, perché non ha voluto alcuna imitazione né fisica né vocale di Edith. No, vabbè, ma tu E sei credo che brava sia di una per cosa. sé, tu No, sei ma perché una grande sono voce. personaggi così particolari, Certo. così forti, che scimmiottarli magari Allora, tu hai una rischi tua di non- forte intensità quando canti. Raccontarli invece è diverso. E poi hai una capacità veramente di commuovere quando canti. a Cioè, piango qualsiasi proprio, cosa. la gente Esatto. piange, ma abbiamo che No, perché no, no, piange? no, io- Non diciamo queste cose. Emozionare, io Cioè uno sono- mi sente cantare e piange. Guarda, io sarei pronto anche a piangere adesso nel sentirti cantare. E credo anche da casa sono pronti a sentire la tua voce. Vogliamo Che bella cosa, no? Con che ascoltarla brano? con l'Hymne à l'amour di Edith Piaf, Francesca Marini. Un capolavoro. Le ciel bleu, ciel un peu sans fadre, et la terre va bien s'écrouler. Peu m'importe si tu m'aimes, je m'en fous du monde entier. Quand l'amour inondera mes matins, quand mon corps frémira sous tes mains, peu m'importe le problème, mon amour, ce que tu m'aimes. Je résiste au coup de mode, je m'affrais tes draps si tu mets le demodé. J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune si tu mets le demodé. Je ne rirai ma patrie, je ne rirai mes amis si tu mets le demodé. Oh baby, moi, je ferai n'importe quoi si tu mets le demandé. Si un jour la vie t'arrache et moi, si tu m'aimes, que tu sois roi de toi, peu m'importe
je mourrai aussi. Nous avons l'éternité dans la gloire de toute l'immensité, dans la plus de problèmes, mon amour croit-il porter. Si tu m'aimes, car moi je mourrai aussi. L'éternité dans le bleu de toute l'immensité. Francesca Marini! Grazie. Uno scricciolo di femmina, come fai a far uscire una voce così? Ero Ma emozionatissima, come chiedo fa? scusa Chiedi se c'è scusa. stata qualche imperfezione. Ma vedi ma che fai piangere? veramente- Hai visto che ho No, ragione ma ci io? mise- no, Lo vedi? Ma veramente poi cantare, e guarda, cantare dal vivo in un teatro dopo un anno E più? è qualcosa di indescrivibile. Basta, se no dicono che io poi sono troppo emotiva. Grazie, grazie. Francesca grazie, Marini. grazie.